Buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di sabato 18 maggio, prima corsa riservata ai gentleman. Ritirata Boreagal, sono 9 al via, 1 Zea, 2 Zitrunas, 3 Barolo Griff, 4 Athos dei Veltri, 5 Divine Matley, 6 Duana Chuck SM. In seconda linea 7 Becky Black Dante, 8 Rossano, 10 Asia LL. I favori in chiusura sono per Barolo Griff, giocato anche Athos dei Veltri, così come Divine Matley, macchina che accelera, con tentativo di Divine Matley di assumere l'iniziativa. Si oppongono però all'interno Athos dei Veltri e Barolo Griff, che conquista la testa. Barolo Griff al comando, all'attacco della piegata, mentre c'è Asia LL Numero 1, Zea, converge alla squalificato. corda e si sistema in terza posizione. Dopo i primi 200 metri di gara, la squalifica invece per Zea. Attacca Divine Matley dopo 400 metri piuttosto svelti, 29,5, e ottiene strada da Barolo Griff. Tanto sbaglia Numero 4, dietro Athos dei anche Veltri, Athos squalificato. dei Veltri. In terza posizione si ritrova così Asia LL. Completamento dei primi 600 di gara. In 45,4 si viaggia su ritmi abbastanza veloci per la categoria. All'esterno ora c'è la progressione di Becky Black Dante, che avvicina Divine Matley all'altezza degli 800 in 1,1. Per corsie esterne c'è anche Duana Chuck SM. Cavalli che affrontano la penultima piegata, posizioni identiche, con Divine Matley che conduce nei confronti di Barolo Griff. All'esterno è sempre il numero 7 Becky Black Dante, che però è un leggero calo al paletto dei 400 metri finali, cerca di ritornare sotto, però i primi tre si staccano, con al comando Divine Matley. In seconda posizione c'è sempre Barolo Griff, poi cerca di rimanere in quota Becky Black Dante. Completamento della curva finale, ingresso in retta d'arrivo, entra in vantaggio Divine Matley. All'interno ci prova Barolo Griff, lo scatto di Barolo Griff che nel finale prende vantaggio e viene a vincere Barolo Griff nei confronti di Divine Matley. Al terzo ancora Becky Black Dante. La vittoria dunque per Barolo Griff, che era stato molto seguito in chiusura di gioco. Giorgio Cangiano, scusate, in sediolo e anche alla proprietà per il training di Marco Azzaroni. Rivediamo le battute conclusive. Lo scatto interno di Barolo Griff. Divine Matley deve adeguarsi al secondo posto. Al terzo ancora Becky Black Dante.